I numeri, i dati, le analisi non contano più nulla. Quando sei quasi al traguardo, la cosa più importante non è la forza che ti resta nelle gambe, conta la voglia che hai di tagliare quel traguardo con le braccia al cielo davanti agli altri, conta quanto davvero ci tieni ai compagni e a quello che fai ogni giorno, conta, come sempre, nei momenti più importanti, non ciò che si vede, ma ciò che si sente. Amici sportivi ed antisportivi, amiche sportive ed antisportive, buon pomeriggio da Nico Erbaggio, bentrovati allo stadio comunale di Santa Maria la Carità, 32esima giornata del campionato di Serie D Girone I. Questa è Pompei Acireale, che il centravanti vero e proprio gli piace molto più venire incontro, cucire il gioco come in questo momento, e allora vanno tutti dentro. Attenzione al cross deviato, Vitale, l'uscita del portiere, poi Agnelli, palo incredibile. Sepe riesce a penetrare, ancora il numero 15, apre splendidamente dall'altra parte per Rosati che può andare all'1 contro 1, il traversone di Rosati, secondo palo, puntoriere esterno della rete, il cross, secondo palo, Mokulu D'Agostino in calcio d'angolo. Stavolta è uno schema abbastanza laborioso col pallone che però arriva sul secondo palo, viene messo giù da Rodio che calcia sul fondo. Questo calcio di punizione per la Cireale col Pompei che serra le fila. Qui Mokulu ha messo giù Rosati, attenzione a Petta sul fondo. Vitale, puntoriere, alle sue spalle Petta, si rinnova il duello. Attenzione ad Agnelli dentro per Vitale, Vitale, sinistro! La risposta del portiere non è finita, Rondinella, ancora la parata, Sepe per la terza volta! E siamo avanti noi, con la rabbia, con la forza, con la voglia di andare a fare gol! Alfonso Sepe, Pompei 1, Acireale 0. E poi Milo prova a guidare la transizione della sua squadra. Vasil riesce a sgusciare, Vasil, cross, Mokulu, intervento prodigioso di Megna. De Martino per Capogna nella Cireale, altro ex Raffaele De Martino, pompeiano, attenzione, puntoriere, Russo può calciare con il destro! E non trova la porta e non trova la deviazione Sepe, ancora lui. Ovviamente questi 3 punti vanno sigillati, vanno portati a casa. Lancio per puntoriere, visibilmente trattenuto, riesce in qualche modo a servire Tomte, dentro per puntoriere, posizione regolare, puntoriere, palo, poi Vitale, rete, si sblocca, Mattia Vitale nel momento più importante della stagione, Pompei 2, Acireale 0. La fisicità di De Martino. Tomte prova a penetrare, fa tutto da solo, riceve il pallone da puntoriere, Tomte, pallone sul fondo. Megna sempre per puntoriere, in 3 su di lui, riesce comunque a crossare per Sepe, il controllo di Sepe che si gira, gran giocata. Bittante, lungo per Tomte, non riesce a tenerla, poi soffia il pallone a Damczewski, Tomte, sinistro sul corpo di Petta. Feito è tornato a scaldarsi nel frattempo, sembrava pronto ad entrare, attenzione a Mokulu D'Agostino, calcio di rigore, arbitro fischia, parte Mokulu, D'Agostino la tocca soltanto e il pallone termina in fondo al sacco, 2-1 per il Pompei, ci sarà da soffrire, 10 secondi al 51esimo, Megna di testa, non la fa uscire Di Mauro, il pallone per Sueva, poi Petta, attenzione, De Martino, pallone sul fondo, l'arbitro guarda il cronometro e fischia 3 volte, il Pompei è salvo, il Pompei ottiene la salvezza senza passare dai play-out, aritmeticamente a 2 giornate dalla fine, battendo la Cireale per 2-1, le reti tutte nella ripresa, al secondo di Sepe, al 17esimo di Vitale, poi al 42esimo su calcio di rigore Mokulu per dare il brivido finale, quel brivido che è stato il leitmotiv di tutta la stagione dei rossoblù, che alla fine, dopo un'odissea, sono riusciti a tornare a Itaca, a portare a casa la salvezza 2025-2026 in Serie D. Ci sarà anche il Pompei.